Onorari in sadie desa memoria, in ammentu desar vittimar dell'Olocausto, so sordaus italianos che appusti desotto de Capidanne desu 1943 no aian a cherfi aderire a sa Repubblica de Salò e sos tedescos los han accassaus e deportaus in Germania, in sos campos, trattaus che bestias, mortor de gana e traballu. Sun usos internar militaris italianos, prus de 650.000 sordaur deportaur des ex alleaus tedescu e non consideraus presoneris militares e pro non lis applicare sa Convenzione de Ginevra. Quando mancata una die a sa die desa memoria istituia su 27 de Iannariu, sa die chi in su 1945 s'armada ruglia sovietica aiat liberau su campo di sterminio de Auschwitz-Birkenau, oggi in Nugoro hanno fatto una cerimonia pro consegnare sa medaglia di onore a duos ex internaur militaris italianos. Sa cerimonia, fatta in sa sala conferenziar desa Camera de Commerciu, l'ata promovia sa prefettura de Nugoro che insista SAC e su comune de Nugoro. Sos saludos de su prefetto Giuseppe Marani los ha battio su viceprefetto Vincenzo D'Angelo. Presentese si storico Aldo Accardo, sa presidente des Istasac Marina Moncelsi, sas autoridades civiles e militares desa provincia e sos studenter desa scola superiore nugoresasa. Sa prima medaglia li han data a sor familiares de Pietro Corongiu, classe 1920 de Villa Grandistrisaili, catturau in Grecia e deportau in Germania. Sa seconda li han consegnata a sor familiares de Antonio Zidda, classe 1917 de Urune, catturau in sor Balcanoso e internau in Supuru in Germania. Sos candidatos a sa presidenza desa regione, Andrea Murgia Autodeterminazione, Cristian Solinas pro su centrodestra, Massimo Zedda Progressisti di Sardegna, Francesco De Sogus Movimento 5 Stelle, Paolo Maninchedda Partito dei Sardi e Vindice Lecis Sinistra Sarda, hanno firmato su schimbe puntor desa carta de impinnos pro sa paridade, iscritta da esar feminar de su coordinamento 3 Sardigna. L'hanno fatto a pustir de unu dibattito promoviu da su soziu Giulia giornaliste, mancava Tapezzi Mauro Pili de Sardi Liberi. Sos candidatos presentes hanno da essere disponibiles a istituire un'assessora regionale a sas opportunidades pariviles e a mudare sa commissione regionale opportunidades pariviles in una commissione consiliare permanente. Anaperia con l'idea di promuovere la partecipazione des feminas in cada ambito pubblico e privato, di attuare un piano straordinario per l'occupazione femminile in materia di salute, sos candidatos si sono impegnados a fare il centro de enologia certificato de linea guida nazionales europeas, che in personale medico e infermieristico dedicato, sa pianificazione di un percorso salute, femmine, spidale e territorio e garantire un'operatività plena del registro tumores. Infine, hanno sottoscritto l'istituzione dell'Osservatorio regionale supra la violenza de genere, già previdio desa finanziaria 2018, che va a vedere pure desattivazione di un codice rosa per piccare in garrigo a persone vittime di violenza. Allarme prosa crescita desa criminalidade ligada a sos traffico de droga, che in collegamento con sas organizzazioni criminales internazionales prurmannas, carenzia de organico in sos ufficios e in s'organico de sor zuzes e de sor magistraos, rivendicazione disindipendenza de sor magistraos, necessidade de sorberes avvertenzia de sor zuzes onorarios e aumento de su traballu. Custos unos cantos puntos chi gemma a cucca a tasuta lineao costumanzano in Casteddu, in sa relata su Stato desa giustizia in Sardegna, in sintesi desa cerimonia de inaugurazione des anno giudiziario de su distretto, a sa presenza de su rappresentante de su CSM Corrado Cartoni e de su direttore generale de su personale de su Ministero desa Giustizia Vincenzo Staritta. Uno bilancio cussu desa amministrazione desa giustizia in Sardegna, chi prosa presidente Cuca espositivo a dispetto desa mancanza de personale amministrativo che condiziona sa durata de su dibattimento aumentaur da esos 30 desor 2017 a sos 142 des anno passau. Prosu che per tocca sos reatos sono crescendo cussos contra s'amministrazione pubblica, mentre sos procedimentos pro omicidius unistaus 30 quest'anno, in creschida per isos reatos sessuales. Sa Procura Generale
Sa procuradora generale Francesca Nanni ha faveddau de su trafficu de droga chi in ligamenes operativoso intre sos organizzadores sardor de su trafficu e grupposo chi va che ne parte de sa 'ndrangheta, de sa camorra, ma vinzas chi in grupposo albanesoso e turcoso, fornidores de eroina e opiaceoso e chi in trafficantes spagnolos e sudamericanoso, fornidores de cocaina. Sos carabinieri di stazione de Tortolia, pustir de Kirkar Fungudas, han accassau e arrestau in sartu de Erbono un omine de Barantachimbannor de Arzana. Sos militares han eseguius ordine de carcerazione emittiu de sa Procura Generale de sa Repubblica in sa Corte di Appellu de Casteddu, ufficio esecuzione penales. Assomine a pustir de sa assoluzione in primo grado e su ricursu presentau da sa Procura de Casteddu, sa Corte di Appellu de Casteddu l'ata condennau in secondo grado a Chimbannoso, calata considerau colpevole de sos reator de maltrattamento in famiglia e violenza sessuale contra sa muzere de su 2013 a su 2010. L'ana condennau finzas a sas penas accessorias de interdizione da esos ufficios pubblicos o pro Chimbannoso, a s'interdizione des esercizio de tutela e curatela perpetua e a s'esclusione perpetua da esa successione de sa persona offesa. Acabadas sas formalidades de legge, sos carabinieri si can aiutus arrestau a su carcere Santu Tanielle de Lanusè. Con l'iridinare promandare ad innantis progetto di assistenza sanitaria e recupero sociale de sas personas maladias de lebbra, una maladia che si chita corfire milioni de persone poveras in su mundu, mescamente in Africa, Asia e Sud America, custa sapunna de sa manifestazione il miele della solidarietà che Saifo de Nugoro, gli amici italiani di Rolfo Lerò, hanno promovi in occasione de sa Die mondiale de sor maladior de lebbra. Arribada sa 60ª edizione, l'attidiada di scrittore e filantropo francesu che a pustir della seconda guerra mondiale ha fatto una campagna di solidarietà per le persone malate de su morbo de Hansen, una maladia mezzana ma curabile. In Nugoro Saifo, coordinau in provincia da dottor Armando Manca, quest'anno pure deciso di ammaniare sor banchittos che insumele desa solidarietà, pro informare l'opinione pubblica desa lebbra e de atterar maladie dimenticadas che a sa malaria, chi galuoie caionana mizzar de mortoso. Da Erisi, finza sacrar domenica, in s'intrada di Spidale de Nugoro, sor volontario su una disponimento pro dare informazione su presa persone maladiar de lebbra. Crasa, sor banchittoso, ana essere in tottus asprattar desa scresias parrocchialer de Nugoro e sora desa missa, e in sarbidar de Vitti, Oniveri, Orune, Sarule e Gavoi.